Allora, abbiamo qui Simone che è un cliente del bar. Com'è stato tornare a bere il caffè dopo 2 mesi? È una bella sensazione ritornare a bere il caffè sulla tazzina di ceramica, finalmente. Però se tutti rispettiamo le regole, teniamo la mascherina e la leviamo appena usciamo, penso che si potrà continuare così. Anzi, si tornerà proprio alla normalità. È mancato il caffè del bar o comunque questa normalità? È mancato sia il caffè del bar che la normalità. Bene, grazie mille e buona giornata. Ciao, buona giornata. Siamo qui con Filippo del Secchio delle Streghe. Com'è stata questa riapertura dopo 2 mesi? Beh, direi molto soddisfacente, anche perché nel frattempo ringrazio anche i clienti che sono stati molto bravi, anzi sono loro ad insegnarci le regole nel stare in bar, e non ci aspettavamo un lavoro del genere perché siamo stati assaliti dalla clientela, nel senso che abbiamo fatto un bellissimo lavoro stamattina e siamo contentissimi. Almeno la gente ha apprezzato tutto quello che abbiamo fatto, dalla sanificazione dell'ambiente alle maxi pulizie di tutti i giorni, e ad ogni tavolo la sanificazione, ogni cambio di tavolo di persona, di cliente, e la gente anzi sa comportarsi, è veramente bravi. Com'è stato tornare a fare il proprio lavoro dopo mesi? È stato emozionante? Sì, sono tornato a 12 anni fa quando ho aperto l'attività e mi sembrava proprio quel primo giorno, quel lontano 30 maggio del 2009, e sono stato veramente emozionante proprio. Quindi è stata un'apertura emozionante e l'augurio qual è? Che possa continuare sulla stessa lunghezza d'onda? Sicuramente adesso siamo aperti tutti i giorni, anche con la pausa pranzo. Pian piano ripartiamo e ci raccomandiamo alla clientela che noi siamo pronti, abbiamo anche il giardino fuori, quindi gli spazi ci sono, nessun affollamento, nessun assembramento, quindi siamo pronti a tutto, dall'aperitivo alla colazione tutti i giorni. Bene, ti ringrazio Filippo. Grazie e a voi. Buon lavoro. Grazie. Siamo qui alla Locanda del Sole con Doriana e Alessio. Impressioni sulla prima riapertura dopo mesi? Siamo contenti di aver aperto, fermi da 3 mesi, quindi tanta roba, siamo felici di vedere i nostri clienti affezionati, felici di ritrovarsi a lavorare assieme io e lui, e quindi positivi per ricominciare a lavorare. La clientela come ha risposto alla riapertura? Bene, secondo me anche bene, poi naturalmente ci sarà sempre qualcuno che ha un po' più paura, giustamente, chi magari ha avuto anche qualche parente che si è ammalato di più, poi visto anche le persone che purtroppo sono venute a mancare, giustamente insomma c'è del dispiacere, quindi un po' di titubanza c'è, però insomma vediamo che risponde bene, la gente ha voglia di muoversi, ha voglia di bere un caffè, ha voglia di fare una chiacchiera, quindi insomma anche bene e siamo molto positivi. Quindi voi sperate in una ripresa positiva vista la giornata, come è andata sì, oggi? No, ma lo speriamo, ma ne siamo convinti, è solo una questione di tempo, di lasciare il tempo alle persone, il tempo per ognuno di loro, che non è una regola, però per il resto sì, siamo positivi molto. Bene, grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi e venite a trovarci a Vox.